Bene, eccoci insieme anche oggi. Siamo riusciti a tirarla fuori dall'ombra nella quale si trova più a suo agio Elisabetta Novello, che è docente di storia dell'economia, storia ambientale e storia orale all'Università di Padova, ma è qua soprattutto come curatrice della prima edizione di Terre Volute, Festival della Bonifica, che si terrà dal 24 al 27 maggio a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, nel Veneto orientale. Questo è un periodo in cui si parla molto di risorse idriche, un po' perché è appena iniziata la primavera, magari anche se non sembra, un po' perché il 22 di marzo è stata la giornata mondiale dell'acqua e un po' perché insomma, le risorse idriche stanno diventando veramente quello che qualche anno fa si definiva l'oro blu, vale a dire una risorsa da preservare perché non è inesauribile. In tutto questo ci sta anche la bonifica, che è l'attività che gestisce il territorio e gestisce le risorse idriche che su questo territorio insistono. Detto ciò, noi negli anni abbiamo imparato a conoscere i consorzi di bonifica, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni, però Elisabetta Novello arriva da un altro percorso. Com'è che è nata l'idea di questo Festival della Bonifica? Allora, come giustamente hai sottolineato, il mio percorso è di tipo storico. Io inizio proprio studiando la storia della bonifica italiana e poi veneta in particolare. Fermo subito per chiedere, sì, proprio perché questo è interessante, cosa rappresenta la bonifica per il territorio veneto? Allora, la bonifica è senza dubbio un momento fondamentale della crescita del territorio e della società veneta, dell'economia della società veneta. Diciamo su 1.800.000 ettari di territorio che costituisce il Veneto, quasi il 70% è controllato dai consorzi di bonifica che appunto mantengono questi terreni coltivabili, fruibili, economicamente produttivi. Perché altrimenti sarebbero banalmente terreni paludosi. Sarebbero paludosi, il 16% di questi terreni coltivabili sarebbero sotto il livello dell'acqua e il 30% se noi spegnessimo gli impianti di pompaggio, insomma le idrovore, andrebbero sott'acqua. Quindi praticamente stiamo vivendo in un territorio che è artificiale in gran parte. Ecco, però, perché come immagine, così è facile da capire, un terreno che sotto il livello del mare, quando piove, si riempirebbe d'acqua, farebbe l'effetto vaso, insomma. Certo, e quindi tutto quello che è stato costruito su questo terreno, che non sono solo appunto i campi coltivabili e produttivi, ma sono anche tutte le altre attività dell'uomo che ovviamente girano attorno a questa produzione, le città, paesi, infrastrutture, insomma tutto quello, l'ambiente nel quale noi viviamo, e quindi un ambiente che vuole essere sempre di più sostenibile. Hai appena citato la giornata mondiale dell'acqua ed è proprio questo, no? Nasce con questa idea della sostenibilità di una nuova agricoltura, di un nuovo modo di vivere il territorio. Quindi un territorio che deve essere adeguato proprio alla vita umana, alla qualità della vita, quindi una qualità dell'ambiente e qualità della vita. Queste due esigenze, questi due fattori molto importanti devono in qualche modo sicuramente coesistere ed arricchirsi l'uno con l'altro. E i consorzi di bonifica, il mondo della bonifica, soprattutto nella nostra realtà regionale, è fondamentale, cioè è una realtà da cui non si può prescindere, perché si tratta di gestire questo territorio, come abbiamo detto, no? Su questo territorio sono state costruite infrastrutture, sono stati costruiti paesi, ora però bisogna mantenere queste infrastrutture, gestirle quotidianamente, adeguarle anche a quelli che sono i cambiamenti climatici, i cambiamenti anche dell'urbanizzazione, della diffusione della popolazione e delle esigenze che questa popolazione ha. E quindi una risposta continua che giorno per giorno si deve rinnovare e adeguare. Ecco, questo è l'aspetto funzionale della bonifica. Sempre per dare dei dati, se non ci fossero le idrovore, pensiamo metà città di Padova, insomma, rischierebbe di essere allagata ogni volta che piove. Certo. Il Festival della Bonifica si terrà nel Veneto orientale vuol dire spiagge, tutta quell'area costiera è praticabile perché ci sono centinaia di idrovore che se venissero spente, insomma, pensate, potremmo perdere una costa che va da Trieste fino alla Romagna. Ecco, questo per far capire cos'è l'importanza
e il ruolo che svolgono le idrovore dei consorzi di bonifica. Però questo è l'aspetto funzionale. C'è un aspetto culturale legato alla bonifica? Senza dubbio. Allora, di cultura del territorio? Sì, c'è una cultura del territorio diversa, nel senso, soprattutto in queste aree a rischio, in queste aree difficili. C'è anche quello che possiamo chiamare una resilienza, no? Un territorio complesso, un territorio in cui da sempre, dai secoli, con cui è difficile convivere a volte, ma lo viviamo anche noi nel 2010, l'ultima grande importante alluvione, quindi non solo risalendo al 66 o prima, no? Quindi un territorio con il quale si convive e nel quale si vuole anche, cioè le popolazioni che abitano queste terre vogliono continuare a vivere in questo territorio, quindi è una cultura che è entrata proprio all'interno della stessa società e quindi questo voler gestire il territorio, volerlo vivere, volerlo mantenere attivo fa parte di una storia, fa parte di un'identità culturale sicuramente che si è sviluppata nel tempo e che probabilmente continuerà a svilupparsi in risposta proprio ai cambiamenti culturali che quotidianamente viviamo, con alcune difficoltà, compiendo errori, perché chiaramente la storia umana è fatta anche di errori, non sempre si impara dalla storia, pur essendo io una docente di storia, però lo sappiamo insomma, ed è anche giusto così, è giusto che ogni volta una cultura che matura anche il suo rapporto col territorio. Oggi la bonifica non è più solo prosciugamento, ha attraversato varie fasi, è passata attraverso la fase della bonifica agraria ma anche della bonifica cosiddetta umana. La bonifica umana è l'attenzione quindi proprio per l'uomo che viveva in queste terre e che vi lavorava. Soprattutto in particolare San Donà di Piave ha ospitato nel 1922, motivo per cui anche ospita il Festival della Bonifica. Sì, il festival, quello di quest'anno, è diciamo il numero quasi 0-1, insomma. Zero. Per arrivare al 2022 quando si festeggeranno i 100 anni. Si festeggeranno i 100 anni della bonifica integrale. Sì, di questo importante evento che appunto si tenne a San Donà di Piave nel 1922 e che vide riuniti tutti i consorzi allora più attivi. Sicuramente predominavano i consorzi del nord Italia rispetto a quelli del sud. Nasce come momento della Federazione Veneta dei Consorzi, ma subito ci si rende conto che in realtà è un congresso nazionale, è un congresso di respiro nazionale, partecipano ministri, partecipano esperti, tecnici del settore della bonifica ed è il momento in cui diciamo, si comincia a definire in termini molto più precisi e concreti quello che è la bonifica integrale. Quindi un'idea, un concetto che nasce già in età giolittiana, cioè la prima volta che si usa il termine bonifica integrale è nel 1912, però da quel momento in poi questa idea di integralità matura e si sviluppa. Nell'integralità che cosa entra? Gli interventi di bonifica non devono più essere uno dopo l'altro, cioè prosciugare, costruire le infrastrutture, occuparsi dell'igiene, ma devono fin dall'inizio, cioè il progetto fin dall'inizio deve partire in una forma integrata. E grande valore all'interno di questa integralità è la figura umana, comincia ad avere la figura umana. L'altro grande aspetto è quello che non si può più pensare solo alle zone vallive, la parte finale, no, del corso di un fiume, ma bisogna cominciare ad occuparsi anche del bacino montano. Quindi l'altro aspetto importante dell'integralità è questa, seguire il corso delle acque dalle origini fino alla foce, quindi è inutile occuparsi solo, no, dell'estuario, bisogna andare a vedere e soprattutto proteggere, controllare, mantenere efficace il bacino montano, quindi non facendo opere di disboscamento, cioè con attenzione anche a tutta l'idrologia della regione. E questo è un processo che è iniziato dai tempi dei tempi, che è maturato in questo momento particolare e che purtroppo ancora oggi non è ancora diciamo veramente assorbito dal mondo anche tecnico, non solo insomma storico ovviamente, ma è difficile, è economicamente costoso. Questo è un altro dei problemi della bonifica, il costo della bonifica, perché i progetti ci sono a livello teorico ovviamente. Certo. Non è che non conosciamo. Necessitano di investimenti. Necessitano investimenti, importanti investimenti, sia per la costruzione che per il mantenimento ovviamente. Gli ultimi 3 minuti di trasmissione li dedicherei però al progetto del festival. Sì. Festival vuol dire allegria nell'immaginario collettivo, quindi in questi giorni dal 24 al 27 maggio cosa succederà? Ci saranno dei momenti immagino di approfondimento scientifico, ma ci sarà anche la possibilità di vivere la cultura della bonifica, cioè alla storica, tra l'altro storica orale, della cultura orale. Ecco, la bonifica ha generato anche canzoni, canti, certo. letteratura. Sì, sì.
L'idea del festival è proprio questa, è quella di trasformarlo in un momento in cui si condivide con la cittadinanza tutti questi aspetti che finora abbiamo riassunto in modo molto sintetico, cioè far capire alla gente che cos'è davvero la bonifica, qual è lo sforzo, l'impegno dei consorzi di bonifica in quest'opera secolare, però anche appunto far rivivere le tradizioni, far rivivere la cultura, quindi come dicevi tu ci saranno degli spazi dedicati alla presentazione di libri, di volumi, degli spettacoli creati e pensati appositamente per questo festival, quindi manifestazioni teatrali. Abbiamo Andrea Pennacchi, che è il nostro direttore artistico, che appunto ha organizzato una serie di rappresentazioni dove il fuoco sarà appunto quello della bonifica, della palude, del vivere. Pensavo il fuoco fosse centrale, l'acqua. Giusto, no, giusto, è l'acqua, hai ragione, quello delle bonifiche. Però a parte, contemporaneamente, ci saranno una serie di simposi scientifici che comunque insomma, chiaramente ospiteranno i nomi più importanti di ingegneri, architetti, storici, geografi che si occupano di queste materie, ma con l'intento di essere divulgativi, quindi di trasmettere il più possibile alla cittadinanza anche i problemi, le criticità, le nuove sfide della bonifica e in questo modo cercare di essere il più comunicativi possibili per trasmettere, ma nello stesso tempo anche essere capaci di recepire dall'esterno, dal mondo che appunto popola queste terre, eventuali problemi e cercare di risolverli insieme con le amministrazioni comunali, insieme con la stessa direzione dell'ANBI e di tutti coloro che si occupano in prima persona di questo problema. Grazie, quindi l'appuntamento dal 24 al 27 di maggio a San Donà Piave per la prima edizione del Festival della Bonifica, vedete Terre Volute, questo è il logo e lo diciamo in questo momento in un periodo di grande attenzione sulle risorse idriche perché ricordiamo il 22 di marzo è stata la giornata mondiale dell'acqua, non solo, ma piace anche ricordare che il 21 di marzo San Benedetto è il patrono dei bonificatori e tutto questo ci sta con quanto abbiamo detto. Grazie a Elisabetta Novello, Grazie a voi. che è storica dell'economia, storica ambientale e docente di storia orale all'università. Sì. Docente di storia, insomma, all'Università di Padova e curatrice del primo Festival della Bonifica. Grazie, alla prossima. Grazie. Buon lavoro.